L'impresa di giornata nel girone B di promozione la firma il San Fratello Acquedolcese che espugna il Salvatore Lentini di Mistretta, campo inviolato da quasi 2 anni e si porta a -1 dalla capolista messana. Amastratini rabberciati dalle pesanti assenze su tutte quella del bomber Salerno e così gli ospiti al primo vero tentativo fanno centro quando Caracò al minuto 13 mette alle spalle di D'Amico un errato rinvio di Atta portando in vantaggio i suoi. Nelle occasioni vibranti le proteste dei padroni di casa per un presunto fuorigioco, ma il signor Lipari non è dello stesso avviso. Il Mistretta prova comunque a rimettere la sfida subito in parità, ma i tentativi operati dai biancoazzurri non creano patemi all'estremo avversario commisso. Locali che insistono e nella ripresa prima Mamadi manda fuori con un colpo di testa ravvicinato e poi Atta tutto solo davanti a commisso spara alto sulla traversa. Mistretta che troverebbe il pareggio con Mamadi, ma il fischietto di Trapani annulla giustamente per un chiaro fallo di mano dello stesso calciatore amastratino che si becca anche il cartellino giallo dall'arbitro. Insistono i padroni di casa ed è ancora Iatta che non riesce a superare commisso. Poi il San Fratello Acquedolcese torna a spingere, ci prova Cresciun di testa ma D'Amico risponde presente. Subito dopo Mamadou col destro da pochi passi non centra lo specchio della porta, quindi Cresciun non approfitta del pasticcio difensivo bianco-azzurro facendosi chiudere la porta in uscita da D'Amico e con l'estremo di casa che si supera poco dopo sul sinistro a botta sicura di Vergult. Il San Fratello Acquedolcese si porta così in classifica a quota 19 punti in seconda posizione, il Mistretta invece rimane fermo a 17 e scivola al quarto posto.